Con il sindaco Silviero Francesco di Taglio di Po facciamo il punto della situazione oggi, martedì 10 marzo 2020, a proposito dell'emergenza coronavirus. Allora, attualmente, è giusto precisare, non risultano adesso, quindi alle ore 17, casi di contagio da coronavirus qua nel comune di Taglio di Po. Ovviamente la situazione è sempre in evoluzione, quindi può anche cambiare di ora in ora. Però almeno questo è un dato certo. E anche un altro dato certo è quello del fatto che i contagiati in provincia di Rovigo sono ad oggi 11, un dato nettamente inferiore rispetto anche solo ai contagi delle altre province nel Veneto, insomma, non prendendo nel Veneto e anche in Emilia Romagna. Quindi diciamo che da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Certo è che è una situazione sempre in evoluzione che bisogna sempre tenere monitorata. Ieri sera è stato sottoscritto e pubblicato il nuovo decreto che praticamente trasforma tutta l'Italia in una zona particolarmente controllata e quindi con delle pesanti limitazioni per quanto riguardano le libertà personali di ognuno di noi. La parte più importante riguarda sicuramente gli spostamenti delle persone, non solo da territorio a territorio, ma anche all'interno del territorio stesso, quindi anche all'interno dello stesso comune gli spostamenti dovranno essere limitati alle sole necessità che possono essere lavorative, necessità di salute, necessità di andare a fare la spesa o di comunque magari portare la macchina in officina perché si è rotto, andare a accudire i nipoti, andare a accudire i genitori, quindi necessità che siano reali, non solo prendere l'auto e andare a fare un giretto a Rosolina Mare in spiaggia. Quindi tutte queste limitazioni servono insomma per evitare assembramenti di persone e per evitare il diffondersi appunto del virus. Altre limitazioni importanti che abbiamo appena finito di predisporre riguardano tutte le attività commerciali sul territorio. Questa mattina ci siamo sentiti in videoconferenza con gli AD sindaci della prefettura per evitare appunto di fare riunioni a mezzogiorno, abbiamo finito più o meno all'una e mezza, da lì poi abbiamo iniziato ad emanare tutta una serie di provvedimenti, anche se non è corretto così, comunque di linee guida che stiamo pubblicando sia sul sito istituzionale che anche sulla pagina Facebook e che riguardano tutte le limitazioni legate alle attività. Inoltre daremo poi altre notizie in seguito che riguardano le limitazioni legate alle attività personali, chiamiamole così, insomma. Quindi quello che si può fare e quello che non si può fare. Ecco, tra le perplessità si parla, all'interno della provincia ci vuole in ogni caso l'autocertificazione? Allora, il discorso dell'autocertificazione è questo: l'autocertificazione serve nel caso in cui una persona venga fermata da un posto di blocco, quindi non è neanche da portarsi via tecnicamente preventivamente, se uno ce l'ha meglio perché così evitiamo problemi, però le pattuglie che dovranno presidiare il territorio avranno già i moduli per l'autocertificazione. L'autocertificazione serve per dire: io mi sto recando da un punto A a un punto B per una visita medica, perché devo andare a lavorare, perché devo andare a accudire i miei genitori che sono anziani. Certo è che se ad esempio una persona abita a Taglio di Po e i genitori abitano ad Ariano e viene fermata una pattuglia a Rovigo, non può dire sto andando ad accudire i miei genitori quando i genitori abitano ad Ariano, per esempio, insomma, ecco, quindi gli spostamenti saranno consentiti però solo da un punto A di casa al punto B che sia dove mi devo recare, non devo dopo girare per C, D e F per tutto il mondo, insomma. I locali pubblici dovrebbero chiudere alle 18. Allora, la restrizione delle ore 18, quindi l'apertura, meglio dire dalle ore 6 alle ore 18, è riservata a ristoranti e bar, quindi attività di ristorazione e bar. Dopo, per tutte le altre attività invece non ci sono limitazioni di orario, sono previste però limitazioni per quanto riguarda il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro, la presenza delle soluzioni idroalcoliche, insomma, per la disinfezione e tutte queste misure che comunque comunicheremo e che sono le misure previste nell'allegato 1 del DPCM. I ristoranti potrebbero fare anche dopo l'orario di chiusura servizio di asporto? Sì, è un punto che è ancora da chiarire perché la norma dice appunto che ristorazione e bar sono chiusi, mentre ad esempio le attività da sport come pizzerie da sport, gastronomie, pasticcerie, gelaterie rimangono aperti solo nella parte di asporto, quindi devo andare a prendermi un cabaret di pasta, come si diceva da noi,
posso farlo, non posso però dopo le 18 andare in pasticceria e dire voglio un caffè e 3 pasticcini da consumare lì sul momento, come non posso andare in gelateria dopo le 18 e dire voglio un gelato da mangiare qua sul momento, solo ed esclusivamente per asporto dai 18 in poi. Per i ristoranti, se si possono convertire da ristorante a faccio l'asporto perché così vado avanti con l'attività, questo è un punto che siamo ancora in attesa di chiarimento perché non è così semplice, anzi si propende più per il no perché si vuole evitare gli assembramenti il più possibile. Quindi in questo momento lei consiglia di chiudere? Esatto, alle ore 18. Nel nostro comune c'è un centro commerciale, l'Aliper, e come si dovrà comportare la gestione Aliper? Come tutte le altre attività commerciali, quindi dovrà garantire sempre il rispetto del metodo, evitare gli assembramenti all'interno e all'esterno della struttura, perché non ricordiamoci che non serve che il proprietario, il gestore eviti assembramenti all'interno e dopo magari fuori abbiamo 200 persone in coda, bisogna anche evitare queste cose qua, quindi un occhio su tutto. Saranno le strutture di medie e grandi dimensioni, saranno aperte nei giorni feriali, però chiuse nei festivi e nei prefestivi, per capirci a sabato e a domenica, tranne però quelle attività che sono parafarmacia, farmacia e vendita dei generi alimentari. Quindi per capirci ad esempio l'Aliper in quanto Aliper, in quanto generi alimentari, sarà aperto anche il sabato e la domenica, la parafarmacia sarà aperta anche il sabato e la domenica, tutte le altre attività all'interno della struttura saranno chiuse. Palestre e centri estetici, parrucchiere? Le palestre, come anche le piscine, non è il caso di Teatro di Pop per carità, però risultano tutte quante chiuse, come risultano sospese tutte le attività sportive, compresi gli allenamenti e tutto quanto. Le attività di parrucchiere, estetista, barbiere subiranno delle limitazioni abbastanza importanti, perché le indicazioni che abbiamo ricevuto noi dalla prefettura è il fatto che ad esempio devono indossare la mascherina, devono indossare i guanti protettivi, anche perché ovviamente non riescono a rispettare dal cliente la misura del metro, e potranno servire una persona alla volta, non dovranno esserci altre persone in sede d'aspetto che attendono, i clienti dovranno essere ricevuti una alla volta all'interno del locale, o se ci sono più stanze nel locale ci potrà essere solo una persona per stanza, e soprattutto non dovranno incrociarsi le persone in fase di entrata e di uscita dalle varie stanze, dai vari locali. Visita ai parenti negli ospedali? Le visite ai parenti negli ospedali è il DPCM stesso che dà delle indicazioni di limitare al minimo possibile, non solo negli ospedali ma anche nelle case di riposo, perché non dimentichiamoci che se una persona malata entra in una casa di riposo è un guaio per tutti, perché comunque abbiamo un'utenza fragile. Quindi tutte le strutture hanno già predisposto, seguendo i dettami sia di ASL che del DPCM, delle limitazioni che so che possono sembrare importanti, però sono per salvaguardare la salute di queste persone che sono comunque fragili e possono rischiare la vita se colpiti da questo virus. Nel caso che ho la tosse e dopo un paio di giorni ho la febbre 37,5 che dicono che è il limite di preoccupazione, Esatto. Come mi devo comportare io cittadino e cosa devo fare? Ora evitate assolutamente, meglio ribadirlo, di andare al pronto soccorso o di andare dal medico, perché altrimenti rischiamo di fare come quel signore di 82 anni che si è presentato al pronto soccorso in Lovigo, ha fatto il suo sale d'aspetto e tutto quanto, e quindi rischiando di infettare tante persone. Chiamate o il numero verde regionale o il numero di emergenza o chiamate il vostro medico, gli spiegate i sintomi che avete e dopo sarà soprattutto il vostro medico di base che vi consiglierà, o il numero verde anche di ASA, che vi consiglieranno cosa fare. Però non muovetevi assolutamente da casa. Se avete necessità contattate parenti, amici o anche le strutture del comune se ci sono a disposizione, insomma, però evitate, dopo vi verrà spiegato cosa dovete fare per affrontare questo problema. I presidi più semplici tipo mascherine e guanti, il comune ha predisposto una distribuzione gratuita o purtroppo non ci sono disponibili? In realtà non ci sono presidi disponibili. Per dare un ordine in regione siamo riusciti a trovare la soluzione come la mucchina per i disinfettanti da mettere agli sportelli. Noi utilizziamo dell'alcol etilico per disinfettare le superfici, perché il consiglio che viene dato comunque utilizzare un disinfettante come l'alcol può essere più che sufficiente per gli sportelli e quelle che sono le attività a contatto con il pubblico.
abbiamo una serie di mascherine che ci è stata fornito dalla Protezione Civile che riguarda i volontari o i dipendenti comunali per attività comunque dell'amministrazione. Per dare un'idea, oggi abbiamo provato a recuperare delle mascherine, ne abbiamo trovate ma non avevo neanche a disposizione, se non erro, a circa 8 euro a mascherina. A proposito di scuole chiuse, fino al 3 aprile avete predisposto uno sgravio delle spese per la retta degli asili e per altre spese appunto delle famiglie? Sì, già la settimana scorsa avevamo iniziato, quando ancora la chiusura era prevista solo fino al 15 marzo, a predisporre la documentazione per lo sgravio delle tariffe, come hai detto giustamente tu, per quanto riguarda asilo nido, mense e trasporto scolastico. E noi abbiamo continuato perché era già in previsione all'epoca probabilmente un proseguio oltre il 15 di marzo, quindi adesso essendoci la certezza del 3 aprile riusciamo ad avere un orizzonte temporale certo, speriamo insomma, e ci dà la possibilità di predisporre gli atti come devono essere fatti, insomma. Dopo ci stiamo organizzando, insomma, quindi che adesso valuteremo. Insomma. Sì, quindi dalla retta di aprile non pagheranno, sarà questa più o meno la... Sì, l'idea è quella, dopo bisogna valutare perché ad esempio le mense abbiamo un costo a pasto e un costo fisso, quindi il costo a pasto ovviamente la famiglia non ha sostenuto perché non è stato consumato e allora lì bisogna agire sul costo fisso. Per quanto riguarda i trasporti scolastici ho un costo che è mensile fisso e quindi anche lì posso agire. Per quanto riguarda il nido invece è composto da due parti, essendo una concessione, una parte la integra il comune, la parte la mette la famiglia e quindi lì dopo bisogna mettersi d'accordo anche col gestore che incassa direttamente di solito le tariffe, quindi è solo da un punto di vista burocratico riuscire a sistemare un po' tutte le cose. Avendo appunto un orizzonte chiaro che è il 3 aprile si riesce a ragionare più tranquillamente e fare tutto come deve essere fatto. Ecco, nell'eventualità qualcuno avesse bisogno di saperne un po' di più, ha un numero da suggerire? Allora, bene o male, qua ci siamo sempre al di là al numero del comune che stiamo mettendo in sovraimpressione. Del comune e comunque le informazioni ci sono, le metteremo sul sito, le metteremo sulla pagina Facebook, su tutto dove è possibile, insomma, ecco, siamo qua presenti. Tutta questa mattina insomma riceviamo delle telefonate, so che molti si sono lamentati perché non hanno ricevuto le risposte che volevano o le risposte in tempo come volevano, però sarebbe anche necessario capire che come amministrazione fino a ieri abbiamo perso la giornata, passatemi il termine, a concentrarci su determinate misure che a mezzanotte per noi sono cambiate, a mezzogiorno abbiamo dovuto confrontarci con la prefettura e altri sindaci per capire come applicare in concreto queste misure. Se ci si mette un po' più di tempo è solo per dare delle certezze, perché non posso dire un'attività chiudi alle 18 quando invece magari poteva aprire fino alle 20 o dire un'attività tranquillamente resta aperta fino alle 20 quando doveva chiudere alle 18, perché per le attività che non che vengono a contravvenire a quella che è la norma prevista del DPCM c'è la sospensione da 5 a 30 giorni dell'attività che vi verrà disposta dal prefetto, oltre alla violazione dell'articolo 650 del codice penale. Ecco, noi la ringraziamo Sindaco anche per l'esaustività di quanto ci ha spiegato, naturalmente speriamo di venirne fuori. Secondo lei il 3 aprile è una data plausibile per riprendere un minimo di normalità? Beh, diciamo che se fino al 3 aprile seguiamo quelli che sono i dettami, quindi cerchiamo di limitare al minimo quelli che possono essere i contatti interpersonali, come ad esempio ha già fatto la Cina che l'ha affrontata prima di noi, anche se magari era in maniera molto più ampia diffusione all'epoca, probabilmente abbiamo buone possibilità di riuscire a ritornare ad una vita normale al 4 di aprile, insomma, ecco. Però dovremmo metterci tutti quanti un po' di impegno e cercare di dire va bene, sono delle limitazioni pesantissime per come siamo abituati noi a vivere, però sono delle limitazioni che servono per risolvere questo problema. Sindaco, la ringrazio. Grazie a voi e grazie a te Leandro e speriamo insomma di riuscire a superare, ma sicuramente riusciremo a superare anche questo problema, insomma.